voilà, il ponte si spacchetta, 12 ore di lavoro partite nel pomeriggio di ieri e concluse all'alba per un lavoro che, date le sue caratteristiche, normalmente richiederebbe 10 giorni. Togliere i ponteggi esterni e scartare il ponte dell'Accademia, il secondo più importante della città lagunare, in una notte. Dopo quasi 11 mesi di lavori, il restauro da 1,7 milioni di euro finanziato interamente dal colosso bellunese dell'occhialeria mondiale Luxottica Group è terminato. Il Comune di Venezia potrà riconsegnare alla città il ponte in tutto il suo antico splendore il prossimo 29 agosto, giorno dell'inaugurazione. Operazione notturna di smontaggio dunque, con 40 fra tecnici e operai, 400 ore di lavoro concentrate in una notte per smontare 600 quintali di materiale e un totale di 14.500 pezzi da caricare poi in 5 barconi. È sabato 25 agosto, sono le 6:30 di mattina e noi ce l'abbiamo fatta. Quello dell'Accademia è un ponteggio progettato ad hoc per il ponte veneziano per ridurre al massimo l'impatto del cantiere incastonato tra il Canal Grande e i palazzi veneziani e che nonostante i lavori ha continuato a essere uno dei monumenti più ammirati di tutto il mondo. Abbiamo pensato che nell'arco dei lavori 1000 fotografie, 10.000 fotografie venivano fatte a questa struttura anche se aveva ed era coperta dai ponteggi, per cui abbiamo realizzato anche un disegno su misura per questo ponte. Resta da rimuovere soltanto il tunnel centrale che sarà smontato all'alba di mercoledì 29 agosto, giorno della cerimonia di riapertura del ponte, per riconsegnare alla città uno dei suoi gioielli.